Nell'episodio precedente, che puoi trovare cliccando la I in alto a destra. La vedete quell'insegna lì? Io adesso prendo questa strada e vi porto con me. Io non ho l'aggancio sui pedali, quindi dovrò spingere e non tirare. Il Monte della Madonna, secondo monte più alto dei Colli Euganei. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Ragazzi, adesso inizia la vera e propria salita. Ragazzi, qua il trucco è prendere i tornanti larghi. Addirittura la ruota davanti rischia di impennarsi. Da qui, da questo momento mancheranno 1,4 km, 1,5 km alla vetta. E siamo arrivati a Passo Fiorine. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Classica graziella. Abbiamo smontato con il buon ago il parafango anteriore, il parafango posteriore per avere meno peso e quindi fare meno fatica in salita. Però anche a me qua ho dovuto limare un po' il peso, silhouette. Ok, volevo anche togliermi il casco dato che è tutta in ascesa, però ho detto per sicurezza e mostrare un messaggio positivo. Manuel Johnny 3 per il sociale: usate sempre il casco quando andate in bici. Avete visto i ciclisti che sono appena passati. Con le pedivelle o biomeccanicamente non riesco a spingere con il polpaccio, ma è tutto di quadricipite, quindi non riesco a fare molta forza qui. Abbiamo freni normali, cambiato le pastiglie e dato un'oleata alla catena, comunque tutto a posto. Ago ci ha fatto il favore abbiamo messo, che sono di Riccardo, le manopole Specialized di una mountain bike, ok, sella normale e ragazzi non è né alluminio né carbonio, questa è tutta ignoranza come si dice qua in Veneto. Dai che andiamo! E questo è l'aggiornamento a un mese dall'intervento alla mia caviglia destra. Lo scorso 15 aprile 2021 sono stato quindi a un mese dall'intervento al controllo dall'ortopedico, che mi ha ordinato di camminare 20 minuti al giorno per 3 volte. Agli ordini quindi, parlando invece di rapporti che la Graziella ha, la Graziella monta 42 denti alla corona davanti e 18 denti al pignone dietro, con una pedivella da 170 mm e un diametro della ruota di 20 pollici, dove un pollice sono 2,54 cm. Per farvi un esempio, la ruota di una bici da corsa monta 28 pollici di diametro. La Graziella, oltre ad essere un simbolo made in Italy, è un simbolo made in Veneto. La bicicletta è diventata simbolo cult in tutto il mondo, che affascinò Brigitte Bardot e Salvador Dalì. Venne progettata nel 1961 da Rinaldo Donzelli e costruita da Teodoro Carnielli di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. La Graziella, infine, oltre ad essere un simbolo di ricostruzione nazionale, era un vero e proprio prodotto comodo, perché piegandosi poteva essere trasportata ovunque. E dopo avervi detto altre caratteristiche e curiosità sulla Graziella, possiamo continuare con il video. Pam! Se fino a qui il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e condividi già il video con qualche tuo amico o amica. Facciamo crescere sto canale. Sbrombo solo per voi. Aumentiamo sti iscritti. Dai che andiamo! Ragazzi, siamo a Passo Fiorine, guardate che spettacolo. Adesso qui spiana. Manca 1,4 km. Dobbiamo dare tutto il glicogeno che abbiamo nei muscoli. E dopo. Dai che andiamo. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie. Tutto il glicogeno che abbiamo nei muscoli e dopo saremo arrivati al santuario. Vi racconto qui, perché ho fiato, la storia del santuario del Monte della Madonna. Sono stati scoperti degli antichi testamenti dove fin prima del 1523 vi è la nascita del santuario del Monte della Madonna. Ha resistito anche agli attacchi di Napoleone durante l'era di Napoleone Bonaparte, è meta di eremiti e pellegrinaggi
e adesso dal 1500 appartiene ai monaci della Basilica di Praglia. Ragazzi, è già dura adesso, è già dura adesso. Abbiamo detto che dal 1500 fa parte dei monaci dell'abbazia di Praglia e tuttora lì sopra risiedono i monaci ed è meta tuttora di pellegrinaggi ed eremiti. Arriveremo a quota 522 metri sul livello del mare, 522 l'acronimo SLM. Devo tagliare perché dopo, ragazzi, non ho più fiato ed è 1,5 km duro. Questo è. Pendenze che ricordo vanno dall'11 al 14% in graziella, ma io ho mai visto una roba del genere. Comunque ringrazio, e l'avete anche sentito, le persone che mi hanno fatto quel breve incitamento prima che la strada si inerpichi di nuovo, si issi di nuovo. Issati e vieni, tirati su. 1,5 km, non mollare, non fa male, non fa male. Se guardate bene, il piede tende a scappare in avanti, non ho l'aggancio, vi ripeto. Ed è dura. Ma è un ciclista famoso? No, no. Sono professionisti, sono presi dalla strada. Faceva agonismo qui nel circondario di Padova. Però stiamo facendo dei video per YouTube. Che comunque è bravo. Sì. Dai Manu, che su è pieno di Chilometri al traguardo, Ballan. Questo è un attacco buono. Partito la Ale, paradiso. Ale, Padova, ale. Non fa male, non fa male. Non fa male, 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 non fa male. Occhio. Ultimo tornante mi fa. Dai, Fanno male persino le braccia a stare così. dai che ti raggiungo in cima. Se non sbaglio, ho quasi 2 tornanti alla fine. Dai che questa non è modificata. Dai. Tocca ricordare il Monte della Madonna anche per un fatto negativo. Nel giugno del 1962, in un incidente aereo, perirono 2 piloti dell'Aeronautica Militare Italiana. Vicino al santuario è possibile vedere la stele in loro ricordo. Ultimo tornante, ragazzi, ultimo tornante. Mi servirebbero dei guantini perché con tutto il sudore anche sulle mani mi stanno scivolando le manopole. Porca miseria. Sì, l'ultimo tornante, se non mi ricordo male. Eccolo lì. Oh. Questa fa male, Ho la bocca impastata perché è difficile pedalare e anche spingere. È fatta, ragazzi, è fatta ragazzi, è fatta. Monte della Madonna in Graziella, è fatta. Sì, ecco l'arrivo. Sì, è fatta. Sì. Ed è per voi, è stata dura e ringraziamo anche Bembe. Grazie. Grazie Bembe, anche a te. È stata dura, è una cosa che volevo fare da tempo e ci sta. Santuario del Monte della Madonna in Graziella, maglia di
Marco Pantani, Mercatone 1, 1998. Dai che andiamo, ce l'abbiamo fatta sul Monte della Madonna in Graziella. Ciao, bravo anche a te. Un po' male la schiena, però abbiamo stretto i denti, ho stretto i denti e ce l'ho fatta. Ho sudato come una grondaia, però ne è valsa la pena. Se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace, iscriviti al canale, mi raccomando, aumentiamo il numero degli iscritti. Tanto voi vi siete divertiti, avete visto un'impresa epica e quindi a me fate un favore se il numero degli iscritti aumenta. Condividete il video con qualche vostro amico, amica che come voi piacciono le imprese sportive. E beh, grazie anche a te per le riprese, il supporto. Come ti è sembrata? Dura da fare in bicicletta, già la macchina fa fatica. Ha fatto fatica la macchina. Pensate in Graziella. Va bene. Ciao a tutti, dai che andiamo! Che spettacolo! Una Graziella che scala il Monte della Madonna. E chi l'avrebbe mai detto? Una delle salite più dure dei Colli Euganei in provincia di Padova. Col mezzo più strano e sicuramente meno portato alle scalate ciclistiche. Partito da un punto che ha dato un po' di spensieratezza. Perché sì, ancora non si sapeva a febbraio 2020 a cosa saremmo andati incontro. Ho scalato dapprima Teolo, paese che racchiude molta storia, e poi il Monte della Madonna, lottando contro una Graziella imbizzarrita che non la smetteva mai e mai di impennarsi, una volta seduto sul sellino. Questo vuole essere un messaggio di incoraggiamento all'attività fisica, a chi si sottovaluta. Se io sono riuscito a scalare il Monte della Madonna in Graziella, se il tuo obiettivo è quello di perdere peso o aumentare la tua forza, inizia ora. Incominciando a piccoli passi, otterrai infine grandi obiettivi. E se sotto sforzo ti verrà da mollare, pensa a Manuel che ti direbbe: grinta, dai che andiamo! E se proprio non ti verrà in mente, apri YouTube, vai sul mio canale e riguarda questa playlist. Monte della Madonna in Graziella. Buona performance a tutti. Sapete poi quando vi dico iscrivetevi al canale? Ecco, un motivo c'è. Guardate un po'. Campo Croce, cima Grappa, la Grande Guerra, come avete visto. Strada del generale Gaetano Giardino, Semonzo, Campo Croce e cima Grappa. Ragazzi, è tutto vero. Fate voi se iscrivervi o meno.